Quello che è successo l'altra notte è un fatto drammatico che, pur non essendo avvenuto in paese, ha coinvolto un nostro concittadino e quindi ha sconvolto Salzano. Attendiamo di capire cosa sia realmente accaduto a Mestre, ma la violenza è sempre qualcosa di grave e non ci sono ragioni che possano giustificarla. Le notizie sono ancora un po' confuse, aspettiamo che si faccia chiarezza. Nel frattempo siamo vicini alla famiglia colpita da questo lutto e a tutta la comunità di Salzano. Una morte violenta, quella di Lorenzo Nardelli, che ha sconvolto l'intera comunità di Salzano. In paese al civico 17 di via Gramsci viveva da solo e i vicini lo conoscevano di vista, lo vedevano solo di passaggio. Lorenzo aveva molte passioni, lo sport, il mare, la montagna, come testimoniano le foto nel suo profilo Facebook. Lavorava come autista per un'azienda di consegne, in passato per 2 anni aveva svolto anche il lavoro di bagnino a Jesolo, dove si era distinto per aver salvato un bambino di 9 anni dall'annegamento. Una notizia che lo aveva portato alla ribalta della cronaca, fatto conoscere ed apprezzare. Un giovane impegnato tra le passioni e il lavoro, ma con un passato turbolento per colpa della sua dipendenza alla droga. Lo testimoniano i vicini, più volte allarmati dal via vai delle auto dei carabinieri sotto la sua residenza. Quando era in preda all'astinenza diventava difficile da gestire, i rapporti con i genitori, un ex ferroviere e una maestra, erano tesi da tempo per colpa del suo carattere che peggiorava quando doveva procurarsi lo stupefacente. Più volte la coppia aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per allontanarlo dalla famiglia. Una volta fu anche arrestato dopo aver violato l'ordine di allontanamento. Nonostante tutti i problemi, Lorenzo stava cercando di uscire per sempre dal tunnel della dipendenza anche con l'aiuto dei genitori. Era la droga ad averlo rovinato, ammette senza dubbi chi lo conosceva. Era un ragazzo stimato, altruista e generoso. Lorenzo è morto per colpa delle cattive compagnie.